Lunedì il verdetto sulla candidatura di Agrigento. In città si attende e si spera. Oggi il via alle 2 giornate. La Dante Alighieri e la Costituzione italiana. Ragazze del gruppo Canicattì 1 negli studi di TVA. Domenica l'Acragas a Palermo. Buongiorno da TVA Notizie. Se Agrigento sarà la prossima capitale della cultura lo sapremo lunedì. Intanto c'è grande attesa per il verdetto sulla candidatura. Il servizio di apertura di Margherita Trupiano con le interviste all'assessore regionale Scarpinato e al sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Città col fiato sospeso in vista del verdetto per Agrigento Capitale della Cultura 2025. L'audizione delle 10 città finaliste è stata fissata per il 27 e 28 marzo prossimi e la delegazione di Agrigento sarà la prima ad essere ascoltata dalla commissione del Ministero della Cultura presieduta da Davide Maria Desario. Il sindaco Franco Miccichè, che abbiamo intervistato, il progettista Roberto Albergoni, il presidente del consorzio EQUA insieme ad altri componenti illustreranno i dettagli del dossier che potrà essere seguito su un canale YouTube. Ci crede e abbiamo raccolto il suo sostegno oggi mentre ha presenziato ai 25 anni della Tecnologica Service l'assessore regionale al turismo Scarpinato. Vediamo. Parliamo anche del vostro lavoro, l'impegno nei beni culturali. Agrigento in questi giorni sarà o meno, è in ogni caso tra le prime 10 finaliste di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Insomma, lei ha fatto anche un auspicio affinché l'unica città siciliana possa chissà arrivare a questo traguardo. Io ho evidenziato ovviamente quelle che sono le peculiarità e la magia che sprigiona Agrigento. Per noi è motivo d'orgoglio che Agrigento sia nelle finaliste. Ho cercato di dare il mio massimo impegno proprio nell'evidenziare l'importanza di Agrigento come capitale della cultura. Parliamo anche del suo lavoro impegnativo di assessore ai beni culturali, quali le novità affinché i nostri beni culturali vengano valorizzati sempre nel tempo e fare da attrazione ai flussi turistici nazionali e internazionali. Sappiamo bene quella che è la mission dei beni culturali, ovvero la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei siti e dei beni. Un mio obiettivo è quello di lavorare veramente senza soluzione di continuità nel cercare di non perdere un treno, quello del PNRR, per cercare di digitalizzare e informatizzare i beni culturali. Sappiamo che sono la prima risorsa per la Sicilia, non possiamo perdere questo treno e lavoreremo alla nostra maniera per tagliare questo grosso traguardo. Sindaco, a grandi passi verso l'appuntamento Agrigento Capitale della Cultura, lunedì il grande giorno. Come vi state preparando? Sì, lunedì è il grande giorno, saremo auditi a Roma in commissione, dalla Commissione della Cultura e portiamo avanti il nostro dossier, una preparazione forte, uno studio sulla cultura, sulle origini di Agrigento, ma anche su un futuro basato proprio sulla stessa cultura, ma anche abbiamo incluso il tema dell'accoglienza, accoglienza intesa come gli scambi culturali. Cosa vi attendete? Io naturalmente come primo cittadino mi attendo la vittoria, però non è mai detta l'ultima parola, noi ce la stiamo facendo tutte, ci siamo impegnati, Agrigento merita e comunque già posso dire che essere tra le prime 10 città italiane essere selezionate per me è già una grande vittoria. La città come aspetta questo momento? Io penso che aspetterà con ansia, con contentezza e anche con emozione una nomina dello genere. Capite bene che possono cambiare le sorti culturali, economiche e turistiche della nostra città. Agrigento se lo merita. Questo è un investimento per il futuro di questa città? Sì, è un investimento per il futuro, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la città stessa. Agrigento è una città eterna. Ricordiamo che oggi hanno preso il via le giornate FAI di primavera che interessano Agrigento e Palma di Montechiaro. Le visite guidate dagli studenti hanno avuto inizio alle 9.
Domani la seconda giornata, sempre con inizio alle 9 e fino alle 13 e poi dalle 15 alle 18 per visitare il centro storico e il giardino della Colimpetra e a Palma di Montecaro il monastero delle Benedettine. Vediamo. Una bellissima giornata di sole, è bellissimo incontrare anche tanti giovani, musica anche nei vicoli del centro storico, un centro storico che stiamo valorizzando anche perché molti giovani non lo conoscevano, un centro storico che merita di essere conosciuto anche dai tanti visitatori e per questo abbiamo proposto l'idea del Museo di Città attraverso un'immersione nella storia dei 2600 anni, poi da qui si parte verso la valle e il mare, quindi sono molto soddisfatto, voglio ringraziare tutti i delegati, tutti coloro i quali stanno collaborando, i volontari, i professori, i presidi, insomma è tutta la città che si muove e penso che sia il viatico migliore poi per l'incontro che ci sarà lunedì per Capitale Italiana della Cultura. Capitale Italiana della Cultura parte dal basso, parte solo dal fatto che tutta la città si innamora di se stessa e quindi condivide questa idea. Ruben Russo, responsabile Fai Giovani Agrigento. Ruben, una giornata ricca di iniziative per questo fine settimana con le giornate Fai di primavera. Sì, una giornata ricca di iniziative, vi aspettiamo tutti nel centro storico di Agrigento, l'entrata da Porta di Ponte, per questo trekking urbano troverete i nostri giovani ciceroni con delle facce sorridenti a presentarvi tutti i beni che ci sono nella nostra città. Anna Gangarossa, responsabile Fai Scuola. Anna, le scuole ancora una volta protagonista delle giornate Fai di primavera. Sì, sono qua tutte le scuole superiori della città di Agrigento, è stato meraviglioso vedere già la via Atenea pullulare di giovani da stamattina alle 8:30, desiderosi di cominciare questo percorso in qualità di apprendisti ciceroni, di visitatori, insomma c'è aria di festa. Buone giornate Fai di primavera a tutti, ecco, vi invitiamo ad approfittare oggi e domani dell'apertura, della presentazione di questi beni. Allora, buongiorno, siamo di nuovo qui per le giornate Fai di primavera 2023, quest'anno si svolgeranno all'interno del centro storico di Agrigento, nel quartiere di Mannalà. Do appuntamento a tutti per domani e anche per oggi dalle 9 del mattino alle 13, dalle 15 alle 18. Sarà una grande festa, riscopriremo il centro storico per le vie dell'antico quartiere di Mannalà a partire dalla Madonna degli Angeli, dalla scalinata Madonna degli Angeli per arrivare fino al Purgatorio e ridiscendere lungo la via Atenea visitando anche Palazzo Celauro dove soggiornò Goethe. Quindi diamo un appuntamento a tutti, una grande festa e buon divertimento. L'Ordine degli Architetti di Agrigento ha organizzato per venerdì 31 marzo dalle 15 alle 18 al Museo Archeologico un convegno sulla rigenerazione urbana nell'Agrigentino. Il convegno, dice il presidente Rino Lamendola, è finalizzato a descrivere i 5 progetti di fattibilità tecnica ed economica e di qualità, progetti che saranno oggetto anche di una mostra. I 75 anni dalla pubblicazione della Costituzione italiana, celebrati ieri nel corso di un convegno della Società Dante Alighieri. Margherita Trupiano. È stata una rivoluzione culturale la Costituzione italiana che compie 75 anni, l'Italia che si esprime e fissa una linea che diventa il faro di un popolo sul tema dei diritti. Un racconto eviscerato nelle relazioni che a partire da Dante hanno trattato le varie opportunità, la Costituzione repubblicana come patrimonio culturale e il diritto alla salute in relazione alla stessa. L'iniziativa che ha registrato il saluto del sindaco di Agrigento Francesco Micichè è stata voluta dalla Società Dante Alighieri presieduta da Enza Ierna e moderata da Enzo Alessi, presidente dell'Accademia Teatrale di Sicilia. Ascoltiamoli.
Sì, infatti per noi rappresenta, diciamo, la base di tutto il nostro operare, di tutta l'azione anche della Dante, perché la Costituzione rappresenta anche la nostra italianità. Oggi proprio colleghiamo Dante alla Costituzione italiana, proprio vedendo delle parole chiave di alcuni articoli della Costituzione legati strettamente ad alcuni versi di Dante. Oggi inoltre ci saranno le relazioni dell'avvocatessa Vincenza Cazziano, presidente dell'Ordine degli Avvocati, ci sarà il presidente dell'Ordine dei Medici Santo Bruzzella, col quale stiamo firmando un protocollo d'intesa, e poi ci saranno anche gli interventi del sindaco e del nostro storico professor avvocato Tesè e inoltre di Antonio Liotta. E inoltre la cosa bella è che ci sarà proprio una rappresentanza del liceo musicale Empedocle di Agrigento, proprio perché lo collegano al valore della Costituzione, quindi anche loro canteranno l'inno di Mameli, suoneranno. Enzo Alessi, oggi la Costituzione italiana la volete vedere da diversi punti di vista. Ci sono dei relatori che tratteranno 1000 aspetti, tutti molto interessanti. L'avete pensata così perché? Per un semplice motivo: c'è bisogno di affermare fedelmente con i giovani il valore della Costituzione italiana, che spesso viene messa da parte. Qualcuno dice fogli di carta scritti, no, lì ci sono uomini e donne che hanno dato la vita per darci la Costituzione, e perciò noi dobbiamo presentarla agli altri, sostenerla e farla sempre conoscere. L'attuale società, che comunque vira parecchio rispetto a quelli che sono i principi della Costituzione, ritiene che abbia necessità di una maggiore diffusione, maggiore riaffermazione anche in direzione di un recupero di quello che è il rispetto dei valori. La Costituzione va recuperata nella conoscenza, perché molti articoli ancora vengono applicati male o non vengono applicati. Bisogna che ci sia coscienza da parte delle nuove generazioni, perché la Costituzione diventi sempre più un patrimonio, un'arma. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè fa il punto sui lavori a Piazza Ravanusella. Siamo in Piazza Ravanusella, questa è una piazza del centro storico agrigentino, è una vecchia piazza dove si faceva il mercato ortofrutticolo, era forse una delle pochissime piazze centrali della nostra città. Adesso invece, dopo tanto tempo di degrado, di abbandono, la stiamo ripristinando. Se vi ricordate, qua c'era anche un distributore di carburanti ed è assurdo che un distributore si potesse trovare proprio in pieno centro storico. Finalmente abbiamo liberato la piazza da tutto quello che non andava, stiamo facendo una pavimentazione storica e poi, visto che nel progetto al centro si era prevista un'aiuola, ho voluto donare alla mia città un ulivo secolare, un ulivo che viene dalle campagne di Giardina Gallotti Montaperto. Sono stato personalmente a sceglierlo, il proprietario me ne ha messi davanti 3-4, io poi dopo una attenta selezione ho voluto scegliere questo ulivo. L'ulivo perché, a prescindere che è un albero quasi monumentale, poi è l'albero della pace, è un'essenza siciliana nostra, perché ulivi, mandorle e carrubi sono i nostri alberi, sono gli alberi del nostro territorio. I lavori procedono in maniera incessante, penso che in un paio di mesi la piazza sarà consegnata, spero anche fine del mese prossimo, e ci sarà anche un'illuminazione artistica anche per illuminare questo albero che voi vedete qui alle mie spalle. Colgo l'occasione per ringraziare l'ingegnere Cocina, il responsabile della protezione civile regionale, che con fonte regionale mi ha dato la possibilità di poter realizzare quest'opera. Un agrigentino è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto in contrada San Benedetto. L'uomo al volante di una Citroën C3 ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e un'ambulanza con la quale l'uomo è stato trasferito nel vicino ospedale San Giovanni di Dio.
Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha ricevuto al comune Giusilo Brutto in rappresentanza degli operatori ASACOM che operano nelle scuole del luogo. A sostegno di una iniziativa legislativa per la stabilizzazione degli interessati, al sindaco Castellino è stata donata una maglietta che riporta il numero del disegno di legge. Dai versi al metaverso, l'impegno degli studenti del liceo scientifico Leonardo di Agrigento in occasione del Dante D. Giovanna Neri. La tecnologia incontra la letteratura per offrire agli studenti un'esperienza immersiva. Sì, e appunto perché grazie alla tecnologia del Web 3, quindi tutto quello che riguarda dagli NFT, blockchain fino al metaverso, ci permette adesso di poter testare delle soluzioni didattiche assolutamente innovative. Quindi poterci immergere, perché la realtà immersiva è l'elemento novità del Web 3, per entrare in contatto, come in questo caso, con personaggi della storia. Quindi in occasione del Dante D, quale migliore occasione di unire le ultime tecnologie con la nostra tradizione? Allora, noi nel nostro progetto della quarta C Liceo Scientifico Leonardo abbiamo cercato di trasformare il Dante, il sommo poeta, da letterato... Denis Butticelli. Allora, nella nostra classe quarta C Liceo Scientifico Leonardo abbiamo cercato di trasformare il Dante letterato in un Dante più moderno tramite il metaverso, prestandogli una voce che è del mio compagno Sergio Miccichè, e anche attualizzandolo con temi moderni e anche citazioni moderne come Tedua, che ad aprile farà uscire, si pensa ad aprile farà uscire il suo album intitolato La Divina Commedia, e anche attualizzazioni come l'album Infernum di Murubutu e di Clever Gold. Sergio Miccichè, quarta C. Prestare la voce a Dante è stato sicuramente un onore. Prima di tutto non è stato facile perché comunque è difficile pensare di essere all'altezza di un tale personaggio, però comunque abbiamo dato il meglio, sia io con la mia voce, sia i miei compagni sicuramente a scrivere testi, anche tutti quelli che ci hanno aiutato, compresa la professoressa che ha impiegato molto tempo per aiutarci. Oggi un'esperienza nel mondo virtuale per incontrare Dante. Sì, oggi dai versi al metaverso abbiamo scelto di creare un ambiente in cui trasferire il nostro avatar di Dante con i contenuti curati dai ragazzi e dalle docenti delle nostre classi, dalle docenti di italiano, perché riteniamo che oggi più che mai sia importante creare questa alleanza tra il linguaggio quotidiano, quindi anche quello che scaturisce alla letteratura, e il linguaggio della scienza e della tecnologia, perché parliamo alle nuove generazioni, non dimenticando ovviamente mai quanto il motore principale di tutto rimanga l'intelligenza umana. Come vi siete preparati, come si sono preparati i ragazzi a questo evento? Dante D 2023 è stato pensato all'insegna di un ibrido doppio in realtà, un ibrido che vede l'incontro tra la tecnologia digitale e la storia della letteratura italiana da un lato, e dall'altro lato invece un ibrido che diventa digitale nell'incontro tra lo spazio fisico e lo spazio invece appunto digitale. Abbiamo pensato ad un Dante che rivive attraverso le parole che i ragazzi gli hanno prestato e che ci permette di permette ai ragazzi di vivere un'esperienza immersiva, che è quella appunto della nuova scuola 4.0, in cui il sapere non è soltanto nozionistico, ma diventa esperienza e appunto rivive. Lo spettacolo La Roba con Enrico Guarneri, inizialmente previsto nelle giornate di giovedì 23 e di ieri 24 marzo al Teatro Pirandello, per sopraggiunti problemi della compagnia è stato posticipato a martedì 28 e mercoledì 29 marzo. Le ragazze scout del gruppo Canicattì 1 questa mattina sono venute a trovarci per conoscere da vicino come si lavora in uno studio televisivo. Margherita Trupiano. Visita del gruppo Scout Canicattì 1 agli studi di TVA. Con loro abbiamo sviluppato un appassionante viaggio tra i meandri dell'informazione cartacea, televisiva e online.
Grande interesse hanno mostrato per la conoscenza di come si elabora un TG. Un gruppo attento e determinato ha posto domande e seguito con concentrazione quanto abbiamo loro raccontato sul giornalismo, le tematiche connesse, l'etica professionale, le difficoltà e le trappole della rete. Allora, tu ti chiami? Maria Carol, Giorgia, Beatrice, Veronica, Clara, Serena, Alessandra. Ho cercato già delle informazioni in base a che la nostra quotidiana Serena ha i suoi zii che sono di Agrigento, appunto abbiamo cercato di metterci d'accordo e abbiamo contattato quindi la giornalista. Devo dire che è stato molto disponibile fin da subito, quindi abbiamo avuto la possibilità di organizzarci e oggi ci siamo visti. Come mai avete scelto di venire qui? Abbiamo intrapreso quest'anno la specialità di giornalismo, noi siamo una squadriglia Gabbiani del gruppo Scout Canicattì 1, quindi abbiamo deciso di venire qui per apprendere delle nozioni su come si fa un giornale, un telegiornale, per avere delle informazioni sulla regia, di come vengono anche pubblicati le diverse notizie sui telegiornali. L'imbroglio, libro scritto da Sergio Bonadonna e Massimo Novelli, verrà presentato il 30 marzo ad Agrigento. I due giornalisti saranno presenti nell'aula consiliare della provincia dove si terrà l'evento accreditato dall'Ordine dei giornalisti. All'incontro, moderato dal giornalista Luigi Mula, parteciperanno Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d'Appello di Caltanissetta, e lo psichiatra Fausto D'Alessandro. Siamo giunti alla pagina sportiva. Calcio, l'Acragas in trasferta domani sul campo del CUS Palermo. Carmelo Lentini e poi le interviste. Sulla strada dell'Acregas il CUS Palermo, un'altra squadra che sta lottando strenuamente per evitare la retrocessione. La compagine cussina, allenata dal tecnico Zappa Vigna, proviene da un rocambolesco pari esterno a suon di reti 4-4 contro l'Oratorio Marineo, un organico costituito da giovani promesse palermitane che si esalta nel momento in cui si confronta contro avversari molto titolati. 6 vittorie, di cui 2 volte proprio con il Castellammare, 5 pari e 15 sconfitte. Rappresentano il cammino stagionale della compagine giallo-rossa e dove spicca per numero di reti segnate ben 7 l'attaccante Mori Fofana. Nel contempo ha la difesa più perforata del girone A di eccellenza, 63, ricordiamo le reti subite, appena subito dopo quella della Parma Valle, che ha all'attivo 30 gol realizzati. Per questo motivo il tecnico biancazzurro Nicolò Terranova non si fida e quindi ha predicato grande attenzione, concentrazione ed anche lo spirito giusto per affrontare questa compagine giovane che sta avendo un finale di campionato brioso ed imprevedibile. Il team acragantino ha recuperato quasi tutti gli effettivi, anche se non potrà contare per squalifica sull'esterno Alessio Mannina, fermato per 2 giornate, e sul difensore Manuel Barrera, una. In settimana fortunatamente si è aggregato ai compagni di squadra il difensore Locascio dopo l'infortunio alla caviglia, mentre permane qualche dubbio per l'attaccante Vitelli, che ha riportato un problema muscolare da valutare attentamente. Ci sono invece buone notizie per un prossimo rientro in squadra del giovane difensore esterno Baio, i cui tempi di recupero sono stati piuttosto lunghi. La sfida contro il CUS si giocherà al centro universitario sportivo di Via Alto Fonte a Palermo, con fischio d'inizio alle ore 16. Una gara da vincere assolutamente, anche in previsione della sfida di domenica 2 aprile, quando a scendere all'Esseneto sarà la comprimaria Enna, uno scontro diretto il cui esito finale potrebbe dare un indirizzo ben preciso sulle sorti dell'intero campionato. Per questo motivo si è lavorato parecchio, sia sotto l'aspetto fisico-mentale che psicologico, e da quando se ne è potuto notare, tutti i calciatori stanno rispondendo positivamente alle sollecitazioni del tecnico biancazzurro
Anche per questa gara esterna si profila un esodo di tifosi biancazzurri che vorranno stare vicini ai propri beniamini. Questo confronto tra CUS Palermo ed Acregas, il cui risultato finale sarà determinante ovviamente per motivi opposti, verrà diretto da Flavio Giuseppe Bertolino di Trapani, il quale si avvarrà della collaborazione di Vito Bensorte, anch'esso di Trapani, e di Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta. Mister, 4 turni alla fine della regular season, tra 2 settimane la sfida decisiva contro l'Enna, ma prima c'è la tappa palermitana contro il CUS Palermo, una partita che nasconde quali e quante insidie. Sicuramente nella nostra testa in questo momento abbiamo una finale, e la finale è quella di domani, perché prima di tutte le altre arriva il CUS, arriva una squadra che come noi ha inanellato 6 risultati utili consecutivi, una squadra in salute, una squadra giovane, una squadra proprio per questo esuberante, una squadra in fiducia. Ho visto gli ultimi gol che ha realizzato di grande qualità e personalità da parte di questi ragazzi, che sono i giovani promettenti, forse più promettenti dell'intera eccellenza. Hanno sposato un progetto a dicembre, lo stanno portando avanti, sono convinto che possono raggiungere la salvezza. È chiaro che per noi domani diventa decisivo. Abbiamo visto sulla nostra pelle che partite facili non ce ne sono, a prescindere dal campionato, dalla qualità degli organici. Oggi quello conta poco, conta di più l'attenzione, conta la cattiveria che bisogna mettere in questi momenti. Non bisogna fare calcoli, non servono calcoli, l'Acregas è obbligata a vincere contro il CUS Palermo. Come l'hai preparata questa partita? Cosa hai detto ai ragazzi? È una partita dove le emozioni faranno la differenza. Sulle esperienze passate dobbiamo fare tesoro, dobbiamo capire che le partite finiscono quando fischia l'arbitro, sia in positivo che in negativo. È chiaro che noi quest'anno qualche partita alla fine l'abbiamo vinta, a qualche punto ci manca proprio nei minuti finali. Chi recuperi per domani? Chi non sarà della partita? Recupero Locascio, chiaramente non è al 100%, il ragazzo ha dato una massima disponibilità e lo staff medico è stato bravo a darmi un altro giocatore. Mancheranno gli squalificati Mannina e Barrera. Vitelli non si è allenato regolarmente col gruppo, però sarà convocato. Baio rimane in box. Domani non sarete da soli contro il CUS Palermo, in tribuna sono attesi tanti tifosi dell'Acregas. L'importanza di avere vicino i tifosi biancazzurri, qual è, mister? Credo che proprio loro siano la fonte che può determinare questo finale di campionato. So che saranno in tanti, e di domenica la partita alle 16, quindi spero che sia veramente il 12° uomo in campo. E adesso un servizio sul Pro Favara di Giuseppe Moscato. Archiviata l'immeritata sconfitta con la Mazzarese, la Pro Favara si rituffa nel campionato. Il rush finale di questo bel campionato di eccellenza che vede la Pro Favara al 3° posto, alle spalle di Enna e Acregas. La parola d'ordine è non perdere più nessun punto. Infatti, se la distanza dalla seconda va oltre i 10 punti non si svolgeranno i play-off, una cosa drammatica per l'ottimo campionato che la squadra di Favara ha fatto. In questa settimana mister Catalano e il suo staff tecnico hanno lavorato sodo sia dal punto di vista fisico che psicologico per far sì che domenica a Castellalmare del Golfo scenda la migliore squadra nelle migliori condizioni. Una settimana come tutte le altre, i ragazzi hanno lavorato abbastanza bene, c'è tanto rammarico per la sconfitta di domenica, però non abbiamo il tempo per pensare agli errori fatti e quello che è stato, perché ci sono 4 partite importanti, domani c'è una partita importantissima, andremo a giocare su un campo difficile contro una squadra che cercherà in tutti i modi
di tirarsi fuori dalla zona play-out e noi abbiamo bisogno di fare punti per raggiungere prima possibile i play-off. Non perdere nessun punto nelle prossime 4 partite credo che sia proprio la parola d'ordine. I ragazzi lo hanno recepito? Sì, ma noi quando andiamo in campo andiamo sempre per vincere, a volte magari ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, ci sono anche gli avversari, però adesso siamo a 4 partite da un obiettivo per noi importante in questo momento, bisogna tenere il terzo posto, bisogna accorciare gli 8 punti che abbiamo dalle prime 2 per arrivare nelle migliori condizioni possibili per affrontare questi playoff. E a proposito di condizioni, che squadra sarà domani? Ma una squadra viva, una squadra aggressiva, una squadra che ha voglia di riscatto, una squadra che deve andare a Castellammare a fare le partite come abbiamo sempre fatto in tutti gli altri campi. Non possiamo perdere la nostra identità per una sconfitta o per un periodo negativo, i ragazzi di questo ne sono consapevoli, ne siamo consapevoli tutti, quindi bisogna un attimino rialzare la testa e ricominciare a fare quello che sappiamo fare. La settimana è iniziata come abbiamo sempre iniziato, preparando tutto nei minimi particolari, sia a livello tecnico, tattico che atletico. I ragazzi, come ho già detto in altre volte, sono ragazzi che sono predisposti al lavoro e non si risparmiano, lavorano duro e questo fa sì che poi la settimana si svolge in maniera positiva sia per noi che per loro, quindi le condizioni in questo momento sono ottimali un po' di tutti, quindi speriamo bene per domenica. Abbiamo sicuramente dimenticato l'immeritata sconfitta, ci rituffiamo nel campionato. Sì, diciamo che il mezzo passo falso lo abbiamo già analizzato con i ragazzi e cercheremo di non sbagliare più, anche perché purtroppo ormai la classifica si fa difficile, anche perché siamo 8 punti dall'Agragas e dall'Enna e quindi dobbiamo cercare di mantenere la distanza minima per poter poi effettuare i playoff. Noi ci teniamo tanto perché, ripeto, i ragazzi lavorano tanto, noi siamo sempre vicini ai ragazzi, la società non ci fa mancare niente, il pubblico è meraviglioso ed è giusto anche dare questa piccola soddisfazione. Adesso la pubblicità, linea alla regia. Ricordiamo che questa notte torna l'ora legale, orologi quindi avanti di un'ora. Concludiamo il telegiornale con un servizio di Arturo Cantella che ha seguito questa mattina all'Hotel Baia di Ulisse l'evento Tecnologia Service. Grazie per la vostra attenzione e a tutti voi l'augurio di un buon fine settimana. Festeggiati stamani i 25 anni dell'azienda agrigentina Tecnologia Service che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro. All'evento ha partecipato tra gli altri l'assessore regionale beni culturali Francesco Scarpinato, Andrea Perleone, presidente dell'ADI, associazione che raggruppa le aziende del settore, Federico Lentini, responsabile dell'ufficio legale dell'azienda agrigentina, quindi una tavola rotonda con testimonianze di aziende del luogo, Alessandra Di Salvo per Indracarni e Sergio Messina di Geoplassi di Casteltermini. L'evento è stato moderato dal giornalista di Mattino 5 Francesco Vecchi. Soddisfatto l'ingegner Benito Macchiarola, general manager e fondatore della Tecnologia Service, visibilmente emozionato per il traguardo raggiunto, ma guardando anche al futuro dell'azienda agrigentina che vede il suo raggio di azione in diverse realtà territoriali dal centro del nord Italia, da Milano a Lampedusa. Beh sì, è una bella soddisfazione. Penso che un nostro consulente, quando avevamo raggiunto quasi il 6° anno di vita, mi ha fatto dire poi la chiudiamo e cambiamo nome. No, la facciamo crescere. Ecco, quindi già siamo un'azienda in Sicilia al femminile con la maggioranza di personale collaboratore femminucce, con un'attività che viene svolta prevalentemente fuori dalla Sicilia. Ecco, lei quindi è il contrario, abbiamo fatto diciamo non più il milanese che scende giù a colonizzare, ma noi non colonizziamo, ma certamente ci siamo confrontati con questo mondo e devo dire con grandi soddisfazioni. Il mondo della sicurezza è un mondo in continua evoluzione e di grande importanza. Sì, solo che diciamo rispetto alla problematica seria
cioè la sicurezza dovrebbe essere prima sostanza. In Italia purtroppo è molta forma e poca sostanza. Per cui si sta attenti molto più a essere iscritto, deve avere l'accreditamento, il non accreditamento, 20 giorni, cose veramente farraginose. Poi abbiamo i funzionari che si giocano e si divertono su questo, mentre poi la sostanza spesse volte viene ridotta al nulla, e questa è la parte triste. Poi molto spesso, diciamo, l'imprenditore la vede molto più come un costo, e questa è la parte è un costo, se riesco a non. E invece no, la sicurezza è un investimento, è una risorsa, se la sanno usare. Ci sono le risorse messe a disposizione dall'INAIL, e poi soprattutto la riduzione del numero di ore di lavoro, di infortuni, la riduzione delle malattie professionali, sono tutte situazioni che... Insomma, bisogna pensarci prima, ecco, questo bisognerebbe capire l'imprenditore, non dopo che succede. Quando è troppo tardi inseguire e poi si rendono... È un po' come l'assicurazione, no? Dice non succede nulla, no, organizziamoci perché laddove dovesse accadere, facciamo in modo che non accada, ma laddove dovesse accadere il datore di lavoro e l'azienda sono salvaguardati. Oggi si pensa al futuro con un nuovo progetto che presenterete, di cosa si tratta? Abbiamo implementato una piattaforma che consente il controllo anche in un cloud, quindi con la disponibilità anche per l'azienda di avere tutto lo scadenziario, la formazione fatta, le cose da fare, cioè, questo è un servizio. Io chiedo scusa, ho un po' di difficoltà. Non c'è problema. È un servizio che mettiamo a disposizione dell'azienda, sempre per ridurre al minimo quelli che possono essere i costi di gestione e di segreteria che necessariamente... Insomma, un'azienda al passo coi tempi che vede avanti per i prossimi 25, chissà anche 50 anni, noi ce l'auguriamo. Diciamo, la cosa bella qual è? Mi chiedo, però dice, ma dopo l'ingegnere Macchiarola, la tecnologica? No, la tecnologica ha un pregio, si è costruita un know-how, ha una squadra che ha messo su un metodo, ed è il metodo, non è l'ingegnere Macchiarola. L'ingegnere Macchiarola ha contribuito insieme a loro, confrontandosi con loro, a mettere su il metodo, ma è il metodo quello che funziona. Cioè, non si vive 25 anni confrontandosi, ripeto, abbiamo clientela che va da Gorizia, Varese fino a Lampedusa, passando per Melfi, non ci arrivi se non sei all'altezza della situazione. Ecco, la massima attenzione sempre nei confronti del cliente, dei suoi bisogni, e fare in modo che la sicurezza sia meno peso per loro, ce ne facciamo carico noi, in modo che loro possano lavorare tranquillamente. Una cosa bellissima, una volta un cliente mi ha detto: Gigni, da quando c'è lei io sono tranquillo. Ecco. E io dico sempre ai miei collaboratori: attenzione, i nostri clienti non si fidano di noi, si affidano a noi, quindi abbiamo una responsabilità enorme nei loro confronti. Un traguardo importante ai 25 anni, a testimonianza dell'eccezionale lavoro fatto da Tecnologica in questi 25 anni, una realtà a livello nazionale. Devo dire che il tema è degno di nota perché parliamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, il governo regionale è molto attento proprio alla sicurezza e stiamo lavorando senza soluzione di continuità proprio per cercare di dare la massima attenzione a un tema così importante. Con molto piacere intervengo oggi in questo importante convegno. Tecnologica Service è un'associata della nostra struttura e all'interno del nostro comparto associativo è la realtà imprenditoriale che si occupa di sviluppare progetti di formazione tutti finalizzati alla formazione, che riteniamo un driver fondamentale per qualsiasi tipo di attività di carattere imprenditoriale. Porto tra l'altro il saluto di tutti gli associati di AIDI, oggi qui comunque siamo rappresentati da alcuni nostri responsabili di dipartimento. Ritenevamo doverosi oggi essere presenti accanto a Tecnologica Service e alla storia che Tecnologica Service rappresenta, al sogno imprenditoriale di una famiglia, la famiglia Macchiarola. Il nostro è un contributo di presenza emotivo perché conosciamo la loro storia, il loro modo di lavorare e la loro proattività anche nei confronti della nostra associazione.
Cosa chiedete al nuovo governo in maniera di sicurezza? Abbiamo assistito qualche mese fa in modo assolutamente stupito all'organizzazione dei mondiali di calcio in Qatar. Se ne è parlato molto in quel periodo, ora sembra che si sia tutto dimenticato. Per l'organizzazione di 29 giorni di calcio sono morti più di 7.000 persone in paesi che dovrebbero essere all'avanguardia su questi temi. Neanche nel periodo delle costruzioni delle piramidi forse una situazione del genere. Chiediamo al governo di investire, di mettere a disposizione dei fondi, di rafforzare tutti i principi legati anche all'industria 4.0 per far sì che il comparto della formazione, della sicurezza, del mondo del lavoro sia sempre tutelato. È sinonimo, emblema di un paese sociale, un paese che vuole essere civile e che vuole crescere. La tecnologica è stata da sempre caratterizzata da una volontà innovativa che ha caratterizzato tutti i servizi che offre ai propri clienti, e l'evento di oggi non è solo la celebrazione del 25° anniversario della società, traguardo di cui pochi possono vantarsi, ma è anche il momento per celebrare una cultura imprenditoriale della sicurezza che possa coinvolgere gli imprenditori nella comprensione di una circostanza che per noi operatori del settore è piuttosto elementare, cioè la sicurezza è un investimento e non è un costo, perché la sicurezza è organizzazione, è capacità di gestione, è capacità di prevenzione, che sono tutti gli elementi individuati dal legislatore come linee guida per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quindi la promozione di una cultura della sicurezza arriva ad oggi anche tramite tecnologica, e non è un caso che siano presenti all'evento anche il presidente di AIDI, che è Associazione Imprese d'Italia, che ha assolutamente aderito alla promozione della cultura della sicurezza, e che ci siano oggi dei riferimenti istituzionali proprio a significare l'importanza che il tema ha rispetto al tessuto imprenditoriale siciliano. Il mio sostegno è sempre stato solo ed esclusivamente morale e spirituale, perché non si celebrano oggi 25 anni di un'azienda, ma è, consentitemi un fatto personale, sono 25 anni di compleanno di una scommessa fatta da papà, dall'ingegnere Benito Macchiarola, che ha scommesso e ha creato una realtà di cui tutti oggi qua stiamo parlando, che ha superato i confini siciliani e financo quelli nazionali, portando una cultura della sicurezza del lavoro anche in posti in cui era impensabile 25 anni fa, quando ebbe questa intuizione professionale. Ecco, questo è un bel traguardo, un'azienda che dal sud si ramifica come attività lavorativa al nord. Di solito succede il contrario, però in questo caso è così. Sì, è una storia al contrario, nel senso che parti dal sud, dall'ultima provincia geograficamente parlando della Sicilia e dell'Italia, cioè Agrigento, per arrivare a gestire importanti cantieri e clienti che vanno da Varese a Sondrio, da Gorizia a Belluno. È un bel risultato di cui siamo tutti quanti orgogliosi. Papà di fatto ha piantato un seme 25 anni fa e oggi c'è un bell'albero con dei frutti e siamo pronti a raccogliere i frutti per i prossimi 25 anni. Una grande emozione arrivare a questo traguardo dopo 25 anni, sacrifici, rinunce, soddisfazioni. Però si guarda già al futuro, oggi presenterete un progetto nuovo di espansione? Sì, noi presenteremo un nuovo progetto di espansione con altre imprese italiane. Tutto in evoluzione, in crescita, quindi... Guardiamo avanti allora, ad altri 25 anni. Esattamente, ai prossimi 25 anni. Anche un collega di Canale 5 molto noto che solitamente vediamo negli schermi, oggi abbiamo il piacere di averti qui ad Agrigento. Sì, anche a me fa piacere perché questi sono quei classici eventi, diciamo, di contronarrazione che rompono gli stereotipi. Stiamo celebrando un bel risultato aziendale, ma soprattutto un'azienda che lavora in un campo che è quello della sicurezza sul lavoro, che è un tema che ci è caro anche a me, la trasmissione che faccio ce ne occupiamo spesso, quindi a maggior ragione mi faceva piacere essere qua. E poi diciamolo, io ho una moglie siciliana, ho sposato la Sicilia e per cui mi posso permettere di dire che un'impresa che ha successo qui in Sicilia, vale doppio.
Insomma, si vede la Sicilia non solo dall'aspetto di cronaca di mafia, in questi giorni abbiamo visto insomma, la cattura di Messina Denaro, ma anche una Sicilia di un settore che come Tecnologica Service, ma non solo, lavora e produce negli anni. È proprio questo che dicevo, nella narrazione diciamo, di tutti i giorni secondo me deve emergere di più questa, la Sicilia buona, la Sicilia che lavora, la Sicilia anche, intendiamoci, dei partner di questa azienda, cioè di coloro che scelgono di investire nella sicurezza, perché la sicurezza, hanno ragione qui a dire, è un investimento, non è un costo. Farai qualche altra cosa nel futuro di Canale 5, nell'informazione? per ora sto benissimo così, la mattina è un bellissimo orario perché entri un po' in punta di piedi nelle case degli italiani in un momento intimo che è quello molto spesso della colazione, preparare i bambini, prepararsi per la giornata di lavoro, quindi è una fascia che mi piace moltissimo e che per ora non cambierei.